Ci lascia all'età di 77 anni un giornalista volto storico della RAI, Claudio Ferretti, che ricordiamo nel servizio di Daniela Bisogni. Risultato del primo tempo 0-0 tra Roma e Napoli. Giornata freddina ma solare. Attenzione Enrico, gol vincente. Era così Claudio Ferretti, un radiocronista appassionato che citava il meteo quando seguiva il calcio, l'atletica, il pugilato. Sua la radiocronaca dell'oro olimpico di Gabriella Dorio a Los Angeles 84. 20 metri e prima medaglia d'oro per l'Italia. Ma era il ciclismo a stargli nel cuore, forse anche perché figlio di quel Mario Ferretti che nel 49 raccontò l'impresa di Fausto Coppi al Giro d'Italia con il celebre Un uomo solo al comando. Ferretti entrò in RAI nel 63 e nel 68 vinse il concorso per radiocronisti. Negli anni 70-80 fu una delle voci di tutto il calcio minuto per minuto. Poi in televisione condusse il TG3 di Sandro Cursi, dove fu capo della redazione sportiva. Eclettico, ideò rubriche come Anni Azzurri, Luna Italiana, per poi tornare nel 98 a occuparsi di ciclismo con Processo alla tappa. Autore di libri sulla storia della RAI e dell'enciclopedia dello sport, il 10 gennaio tornò dopo 22 anni a tutto il calcio minuto per minuto in occasione del 50° della trasmissione. Lui, che pur essendo tifoso della Lazio, si era sempre dimostrato imparziale. Costruire miti ad ogni costo. E prosegue su tutte le reti del servizio.